Il convegno di oggi verte su un tema importantissimo che è quello del calo demografico, ma più che del calo, del già avvenuto calo. E noi con questo tentativo vogliamo influenzare le politiche non solo fiscali ma anche di investimenti del nostro Paese, perché ci accorgiamo che l'ambiente economico non è più favorevole al fatto che i giovani rimangano qui. Abbiamo un'emigrazione di massa, numeri veramente impressionanti da entrambe le regioni, che sono due regioni dove paradossalmente manca la manodopera. Quindi non è l'offerta di lavoro che manca, ma è probabilmente una prospettiva di felicità che l'Italia non riesce più a dare. È il primo incontro che facciamo con i colleghi della Lombardia, un incontro appunto definito Lombardo-Veneto, per confrontarci su questioni che ci stanno molto a cuore. Sicuramente il famoso inverno demografico, sicuramente la carenza di personale specializzato per le nostre aziende, confrontarci tra di noi ma soprattutto portare le nostre istanze alla politica. E il parterre era importante, sicuramente imprenditori, ma c'erano anche politici e c'erano anche rappresentanti degli istituti scolastici, con i quali ci teniamo in modo particolare di lavorare e collaborare, perché se non c'è sinergia tra aziende e scuole è difficile che riusciamo a superare questo impasse.